a così Gesù. Io come il mio profeta e voi non ci rite. E mi tennero croce, supputato da paese a paese. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, quanta volta ci è venuta a unire figli tuoi e tu mi puriste. La casa vostra sarà deserta e buia e non mi vedrete fino a quando le cifre. Benedetto sia chi viene a nome del Signore. Non si può uscire una guerra, una rivoluzione, non volete capire o no? Povera tu, figli miei accostati, venite da mamma vostra, che sia figlio. Datemi la seccia, facetela saltare. Sì, ma perduto, sì, ma perduto, sì. Figli, lui mi abbandona. Stiamo sempre vicini. E poi? Ma dopo non si pazzi, state vicino a mamma. Pure io ci perso una casa, ci ho lasciato una vita. Ma è così, volete capire? Il mondo è infamità. Quando si perde un lume in Dio non c'è luce. A dove c'è guerra non c'è amore. Ma non lo vedete? Mamma che scatta nei figli, mariti che ci dei mogli, è un'infamità. Se ci un rumore si va, è lui, porci, cane, bullicino. Caciccino per niente, cascio per me stare. Noi siamo cristiani, veniamo da qua un pietto. Ma noi abbiamo da basta, non la legge, figlio mio. Innanzi a Dio, siamo tutti uguali. Non esisto tu io. Compagni miei, rimanimmo uniti. E come a noi, pure noi, sfortuto, chi ne sconforta, in da casa sopra, aspettando la resurrezione. Solo la parola sola, in Gesù Cristo, troviamo la via nuova, la gimmala, la legga nostra, perché solo questo ci porta a salvezza. Povero mio, accanto io e pace. O figlio e l'uomo sarà traduto per essere messo in croce. Faranno un giro, lo fa afferrare Gesù attualmente e poi uccidere. E sono dicendo, che l'anno mio è vicino, vicino. O figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto questo? Ma guarda, a chi le cadrà il bravo, figlio e l'uomo. Era buono paese, se non ci fosse mai nato. Nato! Chi vuole appresso a me, chi ha sta croce come ne stare, perché chi vuole salvare l'anima sua la perderà, e chi perderà l'anima sua la vita mia la ritroverà. Ma che serve all'uomo? E si busca tutto il mondo, si può perdere. E che ci darà l'uomo? Un cagno per l'anima sua. O figlio e l'uomo verrà con gli angeli suoi, nel regno del Padre suo. Così pareva, Cadino, ci stanno 3 guardini, che non vedranno la morte, fino a quando non vedranno il figlio dell'uomo. Rindo regni suoi. Sentirete che si parla di guerra, e gli atti di guerra, ma mi raccomando, non va la mano, non finisce qua. Ci saranno popolo contro popolo, regni contro regni, ci saranno carestie, pestilenze, terremoti. Ma essa è
tutto si stablerà. Ma quanto abbiamo soffrito? Quanto patito? C'è sta gente che cammina con mica là. Io cuore secco come i cullini bruciati nel sole. Lava, quando scende dall'acqua un vuole a me. Fratello, ci promise cielo e terra. Fammi tornare a campare. Dammi speranza in una vita nuova. Facite penitenza. Si è costato regno lo cielo. Così recetti Isaia. La voce, all'Uccarello del deserto, ha pareggiato la vita del Signore, ha chiamato le strade sue. La zia, chi va imparato a fuire la colla? Chi va a venire in cuore? Venite, e partite per il giornata, confessate il peccato vostro. Simma quello che tu devi, facendo la mesa stata per zitto. Questa vita infatti, gli stili, miseria, carestia, lacrime. In questo mondo sta gente che non conosce la misericordia, una parola di conforto. Io battero con l'acqua per la pendenza. Ma chi verrà dopo di me è più forte di me. E non so buono manca ci portava a Cristo di scala. Isso va a terra con lo Spirito Santo e con il fuoco. Isso viene la mala a mano. Annienterà tutta l'aria sua, annuarà tutto un grano, ringo magazzino. E la paglia a bruciare con un fuoco. Che non so studio Ma allora isso la gallega come sia allo fiume Giordano per servire a me. sarà presto uscire. Io spirito di Dio, scendette come una parola. Chi sto figlio mio? O figlio mio. Miei cari fratelli, il Calvario è lo scrigno nel quale si racchiude tutto l'amore di Dio. Quando io sento dire che la croce è una crudeltà inventata dal Signore o che il Signore è duro con noi, io mi sento male, perché non è così. La croce è la manifestazione. L'Eterno Padre ha mandato suo figlio sulla croce perché ci redimesse tutti i nostri peccati, ci redimesse noi. Signore, io non soltanto mi affido a te, ma ti ringrazio perché tra gli operai scelti tu hai preso proprio me. Grazie perché il mio letto di dolore è fontana di carità e sorgente d'amore. D'amore per te, ma anche per tutti i fratelli. Arrivo Castella, sei abbonata a profezia. E tu, Betlemme, non sarai la più precedella tra i capi di Giuda, poiché da te è sciarnato dal colui che governerà lo popolo mio di Israele. Era prima la grotta, trovò era silenzio. Rinda la notte che di luce si spallettono profumi e pane appena spurnati. Io sono il pane della vita. La meraviglia allumai le pasture da stevanate da parte. N'angelo gli avvisai, è nato un Messia,
ammiata, adoratela, adoratela. Che la creatura, ma pare un re nostro Davide in persona per quanto è graziata. E il re più bello di tutto quanto. Che rischio? Che se ne guarda fresca? Che visione! Sia fatta a volontà in cielo e in terra. Appena l'ha trasvuta, che l'ha vista, scorge che me la trovava tanto tempo si è asciuttata. Benedico. Ma che lo vede, ma parlo un ritratto non re Salomone, un re più buono di tutto il mondo. Favorita. Ci ho fatto un po' di razza, cadendo come montagne la Giudea. Marita l'ha spremuto e asciutto capo da capo. Ma Erode, un re da Giudea, venne a sapere la storia sua, rimaggio e da sé. E tu, Betlemme, non sia più Sorella, a te e sciarrano castano. E lui, chiamata senza greta di Maggia, volette sapere buono e meglio da quanto tempo era comparsa allora stessa. Iate, e ha dimandato il meglio capitolo, piccerina. E quando la vita l'ha stata, facetemela a sapere, a così tu lo vado a curare. E le Maggia volette sapere quanto tempo era comparsa allora. Ma avete un piacere grande assai e trasenne ricca la casa, trovai un bambino braccia la mamma sua. Maria. E tanto si affaccia a te, l'adorai. E alla prendo di tesoro d'oro, lo regalarono oro, incenso e mirra. Ma essendo stata avvisata in sonno e non tornata, Erode, se ne tornai in un'altra strada al paese più. Ma Erode, varenne soccuffiata, sapegliai cogliere assai. Ha salito tutte le bambine del Betlemme, a lui andano sotto. Non ci sarà un re in Giudea, issa non sarà mai un re. Maia, Maia! O strazio di Lucienna! Re Lucienna! Giuseppe, suscita! Piglio bambina e poi vieni in Egitto. E state fino a quando non te lo dice un raggio. Perché Erode gli era cercando un bambino per farlo morire. Una voce si è sentita rara, e canta, strilla, assai. Rachele, che per tutti i figli suoi non hanno dato consuolo, perché non cantano più. Ah, strazio di eppure che fuori ci sta il tempo. Nella luce la riconosciuta tanta pure, ma pocorelle scannata, gente fatta. Sotto l'oro come creature, cavavano con tutto quanto. Pietà per loro. Chi sono queste creature? Sono manette, la gente da mano, sono i preti di casa strafogate, i farmacelli, i guerri, mal fortuna. Creature, la gente da
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché loro erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati e pietosi, perché troveranno pietà. Beati anche le cadenti orgulli, perché vedranno il figlio. Vedranno avvelenata anche che non ha pace, perché saranno chiamati figli e degli. Padre, io non soltanto mi fido di te, ma fra di me ci metti piacere. Qualsiasi cosa tu faccia io ti ringrazio. Sono pronto a tutto che la tua volontà sia fatta in me e in tutte le tue creature. Metto la mia anima nelle tue mani, con tutto l'amore del mio cuore. Quindi ti amo. Ed è per me una necessità d'amore rimettermi e donarmi nelle tue mani, mio Dio, con infinita fiducia, senza misura, perché tu mi sei fatto. Beato aquele che avendo dato la giustizia, perché loro lo riconosceranno. Beato qui quando mi giureranno e diranno a bugia e diranno ogni male per causa mia. Siate contenti allegra, perché la pova vostra è grossa in cielo. Padre nostro, qui essi in celis, Padre nostro, che stai in cielo, sanctificetur nomen tuum, sia benedetto nome tuo, venit regnum tuum, et regni tuo, fiat voluntas tua, sia fatta volontà tua. la tua volontà. Sì, sia fatta volontà tua, come in cielo così in terra, e dacci oggi il pane nostro e grande sostanza, e perdona il debito nostro, come pure noi perdoniamo il peccatori nostri. E non ci lasciamo in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia. Mamma, Che t'hanno fatto? tutto si sta compiendo. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ora ci dà salvezza si è abbattuto su di lui e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. E vabbè, testimonierò il mio amore ai miei carnefici. Ma non vuoi, non porti! Vada a che mi cadete di venuta! Pigliate, non consegnate, quello che essi facevano cose, arrestate, danno venuta, un po' che denaro, se fate tradimento, e per che cose? Ubriaco e Dio, la gente capisce con quale intannuccio, ripisce tutto che fanno a chi te ne fa. Ma quello che mi forte, un po' con acqua e olio santo, a chi sta finendo camminando con pasta terra. Patate, addossare! Maria, Che succede? La passata. Sia fatta volontà la tua. ormai sono passati ore che stanno chiusi da casa tua, signore mia. Quanto sta? Esce da lontano, fuori a Luca, e noi stiamo insieme, con la corona a mano, e abbiamo un uomo tuo, Gesù Cristo mio, miserere, pomeriggio, scappa, salve, chi sono sceso, tua rete, e poi Luca, lasciatelo! E non ti ci viste più. Signore mio, ti prego, fa bene l'uomo, si cammina a lungo in uno scolone, in un dolore che non finisce mai. Ho passato
sai, ricordo l'offerta d'ora. Gesù, a tu che apparecchiamo con Pasqua? E essa rispondette, ia da città dello e dice, ehi Tommaso, o tempo mio è vicino, gli faccio Pasqua con te, insieme ai discepoli miei. E i discepoli, facendolo conforme le avevo comandato Gesù, e apparecchiai la Pasqua. Prendete e mangiate tutti. Questo è il mio corpo. Bevete tutti. Questo è il sangue dell'alleanza, versato per molti, per il perdono dei peccati. In verità, io vi dico, non berrò di questo frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi, nel regno del Padre mio. Cristo, io sangue mio, e vi dico che non beverà giorno in giorno, fino a quando non lo beverà un'altra volta, insieme ai discepoli miei. Uno di voi mi sta per tradire, forse no. E essa rispondendo, l'abbracare. Chi sta ponendo la mano, rido il piatto conmigo. Essa mi sta facendo tradire. Traditore. Traditore. Questa notte sarà un motivo di scandalo per tutti voi. Sta scritto infatti, percuoterò il pastore e disperderò le pecore del gregge. Ma quando sarò risorto, vi precederò in Galilea. Eccoci, saliva a Gerusalemme. O figlio dell'uomo è stato consegnato alle capo degli scribi e dei sacerdoti per essere condannato e essere consegnato all'incredulo per farlo sperpergiare, flagellare e metterlo in croce, croce, croce. Questa notte, in verità io ti dico, prima che i cavolo capiti, tu non avrai rinnegato 3 volte. Se pure avesse avuto contigo, io non ti rinnegherò. No, non è stato. Non ci ho fatto niente. Per l'amore di Dio, misericordioso. Sono cristiano. Sono crocifisso, non sono infermiere. Calunnia. Si chiamava anche un piccolino Gesù. Il fiacolo allungava il sangue. Ascettava dalla stanza. E i maestri, i discepoli suoi, sono camminati in lucetta. Disse, so scusai. Sittai la faccia a terra, il pianto ricetta, Padre mio. Si può essere la macondata, la stucaccia, già come voi lì, ma non vuoi tu. E là, veramente, i compagni suoi furono picchiati dallo suolo una pesata. E tu, figlia Maria, solo con l'anima scura, alzavano gli occhi in cielo, allungavano un calice amaro pieno di sofferenza, e un angelo pietroso te la gustava la peccatura. Come non avete potuto vegliare con me in quest'ora così terribile? Siete svegli per non entrare in tentazione. Lo spirito è sveglio, ma la carne. E tenereste quasi con la bocca, tu solo, senza l'aiuto di nessuno, ma che scelte fa volgare da te. Però non ci piante, ma la vice, hanno travuto, hanno risultato, è cristiano, sta là.
si è avvicinato a lui. Il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai peccatori. O figlio, sarà dato in mano ai peccatori. Su, svegliatevi! Mamma, sei finito! Ecco, si avvicina chi sta per tradire. Sta avvicinando. Chi sta per tradire? No, Gesù Cristo, no, no! Ama il prossimo tuo e odia gli nemici tuoi. Ma io vi dico, amate gli nemici vostri e facete bene a chi vi fa tanto male. E pregate perché io campo un pugliete e vi fanno calore. A così si figlio del padre vostro che sta in cielo. Che faccio solo un coppa di buona e un coppa di bricco. E spagliovere coppa di buona e coppa di bricco. Fui fino a mezz'ora. Ci stiamo mettendo a tavola. E o vicino di casa nostra. Scusi, voi che male portato a tavola. Ci trovai che ci facevo un segno alla croce, chi mi mangiava. Ecco a me! Cristo è il destino nostro, figlio mio! O tradimento, prima un abbraccio, calore, e fino a quel momento da vita. No, io ti starraccio sempre vicina, io non ti lascio mai. Oh Signore, teneva fiducia in Issa e Giuda! Era stato con loro. Devono passare in porta di Gerusalemme insieme. Chi spagnolo, i vestiti poveri, in terra, tagliavano i rami dell'albero e li stendevano per la via. E tutto quanto ricevono, Osanna lo figlio di Davide, benedetto sia chi viene il nonno, e da parte del tuo Signore. Osanna fino agli stessi. Un maestro, col panasino, non lo riceve. Pigliava le creature in braccio e gli passava come se fossero figli di Gesù. Apriate questo. Sentite di punta. La voce sua. La voce del padre suo. E essi. Ha tradotto per 30 fattini da denaro. Quando morirà? E i conzi. Che assegnai il 30 denaro dal cielo. No! No, Signore mio, no! Che danno fa? E Pietro, che gli hai lasciato, o voleva aiutare? Essa torna a mettere lo spade al loro tuo. O ti crede? Non posso applicare, non posso dire che sta in cielo. E proprio da questo momento, ma mandarmi annanzi, tu hai luce, non c'è niente d'angelo. Voi siete con le spade e con le mazze, per macchiare come numeri. Ogni giorno le sapute, assettate in novembre, insegnate, e non mi avete mai arrestato. Ma tutto resta per noi, perché salvasse le scritture delle profeti. Però maestro, aveva lasciato su, abbandonato. E mentre aveva attaccato alla bestia, col coduto, con l'occhio insanguinato. L'amici suoi se non puoi entrare tra l'albero della vita. Che andiamo? Forse ha paura di essere pigliato. Chissà. E lo maestro rimane così. Sopra! Non risponde niente. Non risponde niente a chi la testa a testa contro di te. Congiuro per tutti i vita. Vinci, sei tu Cristo, figlio di Dio. Ma tu lì? Hai chiamato? Hai chiamato? È vero! Qui in mezz'ora. Zitta. Ci stiamo mettendo a tavola. Vicini a casa nostra. E non dire Un po' prima stava a tavola poi che ci facevamo segno la croce. Questi ne mangiamo. E capelli. Scorda dentro. Questa croce.
Ma senteva come una fuga spera, come una che la sta pronta, perché se no pigliava lebbra. Lo crocifisso appeso alla catena e la fede del tuo cuore. E pur ha rotto la vita e 2 figli. Recetta un bene giovanissimo, un re di re, cammino. Aggiustato la strada, perseguitato, eppure i figli miei. Signore mio, come ti capisco che la gente ha convinto con sanguinita all'occhio quando appena e issa una corona che mi spinge e la capa calata. Issa, o figli e Dio. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché segneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti al re governatore per causa mia, per dare testimonianza a lui. E capiamo. E gli Iscariota traditori, alluccata fuori i muri di Gerusalemme, aggia peccata, aggia traduta sangue lucente, e li portava in un'ala dei sacerdoti, ma che la sentenziava, che a Emma fa, vira derilatura, e gli se li taglia in timpia la suoia, e poi pigliare una fuga, e se peccare. Questa croce, Ma quando vi consegneranno, non abbiate paura di come o di che cosa direte. Vi sarà dato in quel momento ciò che dovrete dire, perché non sarete voi a parlare, ma è lo Spirito vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, il padre, il figlio e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e vi ammazzeranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. e Pilato pigliando l'acqua se la vai in mano, e sentenziaria, non sono responsabile su sangue innocente, ma rita della luce. Abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella cena, e l'anima e il corpo. Chi di voi mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che dice. Ma chi mi indica davanti agli uomini? Lo indegherò davanti al Padre mio che dice. E studiare, lo mettete in mano di quei figli. E Natale, ridava a destra, e la truccitai in una loro di spigli. E c'è uomo, l'ha giù trovata Maria, mi si prete spaventata da questo. T'aggiava di me, quella che non viene, e t'aggia asciugata. Qui vedi le mie, come ama taverna, ma la vita nuova. Chi è senza peccato, scagliassa a me. E io, aggiustata là, ferma, zitta, sola, asciuttando noce sole, cieli sangue. Che sia posto grossa! Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada, per separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la ritroverà. Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi avrà dato da bere, anche solo un bicchiere d'acqua fresca, uno di questi piccoli, perché è mio fratello. In realtà io vi dico, non perderà la sua ricompensa. E spugliata, romana, la mettete nei panni suoi. Può essere croce.
Scarsa. E chi ne peccato? Giusto cattivo. Tra Simone Sacro. Non ci vogliamo ricordare di te, Gesù Cristo. E te sacrifici tuoi per noi. Signore, pietà di lui. Ora tanta carina ci non bene, l'uno contro l'altro. Una bestia. Animale senza mentire. E io saliamo su calvario. E vedo questa vita mia. Andando sempre a serie di gente che chiama, ride, allucca e astende. Tu stai là. Stai là con un palo doppio città. E che ci hai fatto? Tacci a stomare! Ma voglio non da stimare. Il giovane da me sarà un croce. Croce! Prego, facete bene, prego. Sto cattiva. Facete bene, mia figlia, mia cara. E sul tuo nome restato. Ma forse in amore come a Cristo. E come avrò tanto rubato. Non ho niente. Tu con spaccato, consumata, pieno di sangue, sangue. Sta il raggio buono lo cura e si sperderanno tutti i suoi curenti della mano ma non per risuscitare e alla giornata pure in Galilea. Prego, facete testa. Ci voglio un po' di acqua. E la bocca come offenda. Guardate, che io non vanno. Lasciate già farci uno strazio, sangue. Fino a ieri, pure me ne ha posizionatore. E mo', arrabbiate come a canaglia già. Vieni qua, vieni indietro al cielo mio. Vieni Gesù, vieni! E ci dice, si resteranno tutti scandalizzati per te, non saprà mai che io mi scandalizzo. Stanotte, prima di rubarlo canto, tu mi rinnegherai 3 volte. Ma tu non sei l'amico suo, non ha sempre. Cristo, per la ragazza mai. Hanno formato malamente, non so qui. No, io sono sicuro, se tu sei pieno pescatore. Ti sto dicendo che le stai sbagliando, non so qui. Non ti c'è così, sei tu! No! No! Io voglio cantare. Che ci fa? Stavo salendo sto calvario. E da cosa? Vado a mettere in croce. E allora, soli suoi, vorrei miseria, la fame, che ha chiastomato, che ha traduto, che ha ucciso gente innocente. Hanno Dio, la fame comandata. Chissà, quante non si ricorderà. Figlio mio, vieni dai. L'hanno spogliato. E giù, Vittorino. Lo tirano il braccio con forza. Aprono la mano con forza. E quelli giù trasano con tutta forza l'indagare. Di peccato. Ogni giorno mettiamo in croce, ogni momento. E lì, che si tiene la camminata tra deserto e asciutto, vinta nuova. Quando ci dicevo, lo faccio pescatore e mo' una companata. E ancora tu, basta Gesù Cristo, fammi la pace.
Sono vicino a casa, che zitto zitto portano una parola di fuoco. Una mamma, aveva sei figli studia e non sapeva che la chiamava. Le schiaffe e le stemme marito scrianzato. Mamma e padre venivano a casa, riempiuso, mentre fuori bombe e sirene lontane portano la guerra. E morto, uomini e femmine in Dio, che ogni giorno combattono tra rovine e paese, o tra le luci e città, addosso hanno scordato chi è Dio. Mamma mi chiama in loro triste e brucia, vada santa, casa di serranato solo, e là son profumarrai pace. Dall'ora sesta si facette uno scuritorio in compagnia di zia allora no. E vicino allora nonna, Gesù sclamai una voce forte dicendo: Eli, lamma sabachthani. Che bene a dire: Dio mio, ma perché mi hai abbandonato? E certe che stavano là, sentendo questo, dicevano: ma chi sta chiamando? E su, pigliai nella spugna e la zuppai nella cena. E la rompetta una bunda nella camera. Ada diceva, sono veresi canecchi. Ma Gesù Cristo, il tanto una forte alla bocca, spirava. E tengono, non vedo della terra, si faceva a due parti. Raccolgo a basso, la terra tra mani, gli prete si spaccarono. Cristo, veramente, io figlio di Dio. Issa, in questa chiesa, non passava, ci pensava la comunione, suonava l'amore vostra e la vita accesa, solo perché pregava amore e perdono e faceva questa chiesa areggiatora, perché era suonava un po' di pane. Chi vedeva a terra lontana, senza patria e senza Dio, tutto ditto, e un po' che basta cara, e mo', tanto accesa, non perché la fare, la croce appesa.
un angelo del Signore scendette a cielo, il veste suoi compagni, ricetta, non ho mentito, Paolo. Voi cercate Gesù crocifisso, non stanca, è risuscitato. La giurista con Cristo e Giuliano. E bacio di una sì, ma morta. Una notizia di gioia. Sì, infine sono libera dall'inclemenza. Sì, il peccato vostro sono tornato a rinneguiscere la terra. E a forma benedetta scenda a cielo, tra canti e uscita e profumi di Gesù via. Un mondo in festa e Pasqua. E poi, e la durezza, e la promessa di cielo e terra nuova. Ma fatica, e la piangere. Ma state sentendo? Scianarla, non è morta, non sta là. Venga, per sotto un amore. Mamma mia, capita, ti aspetto per sotto un amore. E scianarla! Ma tu che dici, figlio mio? Tengo paura di morire di sangue. La spada mietta da me ne sangue. Stanotte non riuscirò più a sentire tutta notte. La speranza ha messo tutto in suono. La notte senza fine, l'apparizione senza sole. Ma io tengo il naso mio di mezzo che mi sa. E tu vieni da casa santa e vieni a parlare sul pensiero. Sì, c'è vita nera. Oh, figlio vostro, non è morta, sta là. Posso proprio controllare, visto sta tranquilla. Ragazzi di Dio, venite, venite. Tutto è finito. Mamma. Grazie. Ora non devi più piangere, tuo figlio. Mamma. Grazie di avermi concepito, allevato, aiutato. In vita e in morte. Sono venute a me le tue preghiere. E ho seguito fin sul paradiso. Sono state la mia voce dolore, i miei compagni in questo viaggio sulla terra. Ed oltre. Ora il cielo canta il suo santo. Osanna che non muore mai. Ora però dovrò salirci. E con me molti altri. Ma non ti lascerò solo. Io verrò a prenderti. E non sarò più io in te, ma tu in me. Il regno del Padre nostro. A rendere più bello il paradiso. Devo andare. Mamma. Alleluia!
che noi come associazione offriamo alla comunità di Maiuri per percorrere un periodo di riflessione in questa settimana santa. La tematica era aveva una lettura abbastanza profonda. Purtroppo è la realtà. Siamo circondati da un mondo dove regna l'indifferenza, si vuole negare l'esistenza dell'amore verso Dio, e noi possiamo trovarlo solamente venendo in chiesa e leggendo la parola di Dio, che purtroppo è diventata carta straccia. Quindi grazie, noi cerchiamo di dare questo messaggio perché il teatro è fatto anche per insegnare dei valori, e spero che stasera abbiate colto questo. Voglio prima di tutto ringraziare l'amministrazione comunale per aver creduto in questa operazione, la comunità parrocchiale di Maiuri nella persona di Don Nicola Mammato, l'Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine, in questa bellissima chiesa che pochi conoscono, ma che credo che sia la giusta scenografia per valorizzare la parola di Dio. Grazie. Ma ora volevo che voi facciate un applauso agli attori. Questa sera è esistita perché questa sinergia è esistita in quanto c'è anche l'associazione Tramonti Nuovi Orizzonti, rappresentata da Lucia Immagina. Grazie.